Un buongiorno a tutti, scusate tantissimo il ritardo, ma la giornata è piuttosto intensa, che è iniziata stamattina con Paolo Lunardi che mi avvisava che non poteva esserci, mi spiegava, mi dava altri appuntamenti interessanti comunque che Paolo sa sempre proporre, però Elena Scotton sicuramente lo sostituirà in maniera encomiabile. Intanto veramente un buongiorno a tutti. Diciamo che questa è una tradizione che mi piace mantenere anche perché ho dal territorio solleciti sempre importanti e quindi veramente con grande piacere che accogliamo appunto i ristoratori bassanesi, Confcommercio del Mandamento di Bassano e il presidente del consorzio del tutela dell'aspargo bianco DOP di Bassano, Paolo Brotto. Con Paolo ci siamo sentiti domenica mattina e chiedevo com'era l'andamento della stagione, lui mi rassicurava che per oggi c'era materiale per mantenere appunto la tradizione, però effettivamente la stagione non è iniziata dal punto di vista meteo nel miglior modo possibile e mi pare che gli asparagi in circolazione vengano prelevati con velocità dai ristoratori perché alle vostre porte bussano i clienti che su questa cosa insomma sanno apprezzare la buona cucina e soprattutto come vengono trasformati nelle varie varianti appunto gli asparagi sui piatti dei ristoranti del Bassanese. La presenza dei bassanesi in questo Consiglio regionale è sempre ampia, è un po' diminuita ma è sempre ampia rispetto ad altre zone, quindi il collega Masolo, la collega Chiara Luisetto, l'assessore Lanzarin che devo ricordare che da sindaco di Rosà ha rilanciato in maniera importante la festa dell'asparago DOP di Bassano e devo dire che insomma sappiamo. No, è stato il primo comune che ha messo lungo i cartelli di Rosà No. di benvenuto terra dell'asparago. Adesso Diciamo che la c'è anche, Manuela apprezza gli asparagi. c'è anche Cassola che si è aggiunta Ma da qualche anno, appunto dopo però. il sindaco Seconda. Lanzarini, ripeto, mi ricordo feste degne di questo nome. Una cosa, secondo il rapporto del turismo enogastronomico riferito al 2024 rispetto all'anno precedente, si è assistito a un aumento del 12% del trend di crescita di questo comparto turistico, quindi un valore economico importante che a livello italiano è pari a 40 miliardi. Quindi il turismo enogastronomico rappresenta oggi una componente cruciale dell'offerta turistica italiana. Con la collega Cecchetto eravamo venerdì mattina a Monaco a parlare di gemellaggi e nei dibattiti, nelle discussioni fatte anche con i sindaci della Baviera e il Land della Baviera, loro quando vengono qua stanno cercando sempre più appunto un legame enogastronomico col territorio e devo dire che appunto i ristoratori bassanesi e l'asparago DOP di Bassano in questo campo dà veramente esempi importanti. Non voglio citarvi i vari quadri dove appunto gli asparagi da sempre fanno parte delle mense, dei tavoli imbanditi. Andiamo dagli affreschi dei romani che ancora a Pompei si stanno trovando o che abbiamo trovato in vari luoghi del territorio, ma Manet ad esempio col suo mazzo di asparagi scritto poi dall'ancora più celebre Asparago solitario dipinto nel 1880, Adrian Corte che ritrae a livello di dettaglio un mazzo di asparagi bianchi in maniera incommiabile, Giambattista Piazzetta nella cena di Emmaus, quindi l'asparago da sempre, da secoli rappresenta una delle prelibatezze che venivano messe in mostra nei dipinti e nell'arte appunto nei vari secoli. Quindi veramente l'asparago fa parte della nostra storia, fa parte della nostra tradizione. La Repubblica Veneta che aveva appunto nelle mense del Doge asparagi che arrivavano da varie zone, ma in particolare dal Bassanese, con anche diciamo registri storici che dimostrano questa cosa, quindi veramente quello che fa oggi Confcommercio del Mandamento di Bassano, quello che fanno
i ristoratori bassanesi. Ringrazio Andrea Simoni, vicepresidente della categoria, per la sua presenza, fa veramente parte storia del nostro territorio e della nostra regione. Io mi taccio, passerei la parola a Elena Scottone, appunto in rappresentanza del presidente Lunardi come Confcommercio del mandamento di Bassano. Elena, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi unisco in realtà ai ringraziamenti, in particolare al presidente Ciambetti che ci ha nuovamente invitati oggi, ma anche ha riservato a noi una conferenza stampa ad hoc che ovviamente ci rende orgogliosi. Oggi stiamo parlando di asparago, che però non solo è limitato ad una rassegna di asparagi, per quanto abbia acquisito nel tempo comunque una notorietà indiscussa, stante la qualità ma anche la diffusione capillare nel territorio. In realtà qui oggi vogliamo portare un'attività di promozione enogastronomica, e quindi mi unisco appunto alle riflessioni che sono state fatte prima, un'attività di promozione enogastronomica che stanno portando avanti i ristoratori e che diventa di fatto un attrattore del turismo, perché sarebbe proprio sbagliato pensare alla rassegna degli asparagi come un insieme di cene che si susseguono nel periodo che sappiamo, perché in realtà diventa proprio un volano, un fattore per attirare persone ben al di là dei confini e delle terre dove sono coltivati. E quindi per quello che ci riguarda oggi diventa particolarmente importante, perché si inserisce appunto in questo comunque progetto di promozione, uscire da quella che è la nostra area bassanese e arrivare ovviamente nei confini regionali, con l'obiettivo chiaramente di espandersi, perché appunto con i ristoratori stiamo lavorando per un progetto molto più ampio che vuole essere quindi diffuso sempre in maniera più larga e più vasta. Quindi ringrazio, ripeto, dell'invito e direi che vi auguro una buona degustazione a base di asparagi che sicuramente vi darà soddisfazione, sentirete i vostri palati sicuramente gustare delle pietanze e delle portate molto piacevoli. Grazie. Grazie Elena, assolutamente, che già ci fa venire l'acquolina in bocca. Presidente Brotto, da domenica mattina cos'è cambiato sul campo? Prego. Oddio, ha cominciato qualcosa, viste le poche ore diciamo soleggiate di ieri, qualcosa ha cominciato a scaldare, e oggi a Bassano siamo partiti, c'era un mezzo sole e qui a Venezia abbiamo trovato la pioggia. Speriamo che non si sposti. Rispetto all'anno scorso, diciamo, siamo leggermente un po' in ritardo della stagione, dovuto proprio al cambiamento diciamo, del clima, dovuto a febbraio, queste gelate che hanno raffreddato chiaramente il terreno e quindi ha rallentato diciamo, un po' l'uscita di questi asparagi. Vedendo comunque anche che la Pasqua è il 22, quindi la cosa non è neanche male, diciamo, quindi la stagione si prolungherà. Siamo tornati diciamo, un po' ai vecchi periodi, diciamo, che eravamo abituati una volta rispetto agli ultimi anni. Questo asparago diciamo, è un'eccellenza del nostro territorio, del bassanese. C'è questa forte collaborazione diciamo, con Confcommercio che dura da oltre 40 anni per valorizzare chiaramente questo prodotto, perché i nostri agricoltori ce la mettono tutta per coltivarlo, portarlo, diciamo, consegnarlo nelle mani dei ristoratori, però sono loro dei pittori diciamo, che dopo presenteranno e lo lavoreranno e lo sapranno, lo offriranno chiaramente ai loro ospiti a tavola. Sì, questo asparago, come ben dicevi, Presidente, ha una storia molto lunga. Oltre diciamo, alle note diciamo, storiche, diciamo che la leggenda dice che comunque sia stato Sant'Antonio, quindi infatti ci sono questi due santi che incarnano, diciamo, da disciplinare proprio, danno queste due date importanti, San Giuseppe e Sant'Antonio, inizio e fine stagione. Quindi abbiamo è bianco anche per quello forse, ha della santità. E comunque si narra che sia stato scoperto bianco, la coltura bianco a Bassano.
Durante una grandinata nel 500 di luglio, i contadini per la fame hanno scavato perché non avevano niente da mangiare, hanno visto che il germoglio era bianco ed era buono, e da lì è cominciata la tradizione, perché come ben sapete l'asparago bianco si consuma, diciamo, nel nord Europa, e qui nel nord-est la maggior parte lo consuma verde. E quindi è stata, diciamo, inventata questa tecnica di coltivazione che blocca, diciamo, la fotosintesi clorofiliana. Ora è molto più semplice perché con le pacciamature in hiling è più semplice la raccolta, ma i vecchi, diciamo, mi raccontano che andavano, quando era caldo, andavano 3 volte al giorno e lo raccoglievano prima che spuntasse. E quindi vedevano l'asparago che spingeva la terra, faceva il crepetto e lo raccoglievano. E chiaramente, fortunatamente, insomma, gli anni, il prodigio ci ha aiutato anche in questo, e quindi adesso li assaggeremo, e ringrazio ancora, insomma, tutti quanti. Grazie al Presidente Brotto. Come diceva il Presidente Brotto, la stagione di Pasqua è piuttosto avanti, e ho già visto fuori da qualche ristorante del Bassanese per Pasqua completo. È vero oppure no? Andrea Simioni, prego. In buona parte sì, confermo. Sì, ci auguriamo di mantenere positivo questo trend di crescita del turismo, e vediamo ogni anno delle importanti conferme su questo spazio. Prego. Allora, ringrazio innanzitutto la Regione per l'ospitalità, è sempre un onore per noi essere qua a prepararvi le nostre pietanze. Voglio ringraziare anche il Presidente Brotto per la corsia, tra virgolette, preferenziale che ci garantisce ogni anno, e soprattutto i primi periodi quando il prodotto un po' scarseggia, però consapevole anche del nostro ruolo nel turismo locale, ci dà una priorità, insomma, ecco. Ringraziamo anche Confcommercio che ci coordina sempre su tutti gli eventi, e volevo elencarvi quelle che sono le attività aderenti alla rassegna di quest'anno, che sono da Doro a Solagna, alla stazione di Cassola, Canardello di Bassano del Grappa, Sant'Eusebio, sempre Bassano, Villa Cassette, B38, Alpio Peto, Nuovo Borgo, Melograno, all'Alpino di Pove del Grappa, Trevisani, Bassano, Mozart Bistrò, La Rosina, Danieli, Cornale invece Enego, è quello più lontano dei nostri. Più a nord. Sì, Bella Capri, Gelateria Panna e Storti, e l'antico laboratorio San Giuseppe, che è la new entry di quest'anno, con loro liquore all'asparago bianco. Ecco, in cartellina stampa dopo eventualmente trovate tutto il calendario delle serate e degli eventi che proponiamo, sono 13 quest'anno su tutto quanto il territorio, e altre sono in programma che si aggiungeranno poi in itinere. Grazie Andrea. Vi ringrazio. E appunto, per chi conosce la geografia dei ristoranti, ha ben capito anche la qualità dei ristoranti che sono partecipi di questa rassegna, proprio perché la qualità sempre via via negli anni è cresciuta per dare un prodotto e trasformare appunto la materia prima ai massimi livelli di eccellenza, perché abbiamo veramente degli artisti in cucina che poi presentano anche dei piatti, vi assicuro, in maniera incredibile. Quindi veramente grazie per aver mantenuto questa tradizione, e adesso, come prima Elena ci faceva venire la l'acquolina in bocca, andiamo ad assaggiare